Buongiorno a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo gli enti che hanno concesso il patrocinio di questa iniziativa e tutti i numerosi partner che la sostengono a vario titolo. Anche questa mattina siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo i ragazzi che sono qui con noi in sala e il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia. Vi invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali. Qui con noi in sala si sono fatti un applauso qui con noi in sala i ragazzi della terza A dell'Istituto Città della Vittoria, che sono accompagnati dalla professoressa Rizzo, e della terza B della Scuola da Ponte, accompagnati dalla professoressa Ilaria Zanette. Ci sono invece collegate da remoto le classi terza B dell'Istituto Ipsia della Valentina Sacile con la professoressa Bigi e la quarta dell'Istituto Alberghiero Beltrame con la professoressa Giovanna Scarabattola, che salutiamo. Il titolo di questa terza edizione di Educhiamoci è Ci vuole coraggio. Come abbiamo già detto tante volte, la parola coraggio contiene al suo interno la parola cuore e ci aiuta a ripensare l'educazione e a ripensarci anche come professionisti e come persone che si prendono cura dei più piccoli nella relazione con loro. Ricordiamo che tutto il programma di queste giornate è presente sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e lo potete quindi consultare. Questa mattina qui con noi in studio c'è anche Emanuela Darè, dirigente scolastico del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, che al termine dell'evento ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà porre una domanda al nostro ospite di oggi. Prima di presentarvi l'incontro e il relatore, passo la parola a Antonella Uliana, assessore del Comune di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie a voi, grazie di essere qui presenti, giovani, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Diamo inizio oggi lo faccio io, assessore alla cultura della città, diamo inizio a questa intensa giornata di appuntamenti, di un festival dell'educazione che ci sta dando sempre più soddisfazioni, perché è un festival che è nato con tutte le cautele del caso, ha preso via via piede, è diventato ora un appuntamento richiesto, molto apprezzato, e questo ci fa decisamente piacere, perché questi che io dico sono dei piccoli miracoli, perché avvengono in una città di medie dimensioni, piccole dimensioni, ma che ci pongono all'attenzione dell'intera nazione. E quindi sono eventi che richiedono appunto il coraggio iniziale di partire, di proseguire. Bisogna crederci molto e, come dicevo, questi piccoli miracoli possono concretizzarsi proprio nel momento in cui ci sono degli amministratori capaci di portare avanti dei progetti con tenacia nei quali credono. Per questo io ringrazio l'assessorato alle politiche scolastiche, la mia collega assessora Antonella Caldart, che è l'anima insieme ad IM di queste giornate per l'educazione. Ma ringrazio anche tutti quanti voi in sala, ma anche quelli che sono collegati, perché senza la dimostrazione del vostro gradimento e del vostro interesse noi non avremmo potuto continuare, non saremo oggi qui. Ed è questa una terza edizione che deve vederne davanti a sé ancora molte altre. Noi ci crediamo. Grazie a tutti. Grazie a lei, Assessore. Possiamo appoggiare qui. Grazie. E allora passiamo all'incontro di questa mattina, che si intitola Il coraggio di essere se stessi e sarà condotto dalla dottoressa Erika Francesca Poli, che è in collegamento con noi e che anche quest'anno ritroviamo con piacere e ringraziamo per la sua partecipazione a Educhiamoci. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, l'intervento di questa mattina
ci racconterà che ci vuole coraggio per essere se stessi, per fuggire spesso dai numerosi condizionamenti che ci intrappolano a volte in false identificazioni, e in particolare deve avere coraggio chi vuole essere un maestro oggi e anche chi vorrebbe averlo. Quindi ascoltiamo la dottoressa Erika Francesca Poli, medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor, membro di molte società scientifiche e autrice di moltissimi libri. Ricordo a chi ci segue che potrete porre delle domande alla nostra ospite dopo il suo intervento commentando la diretta sui profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Ed ora lascio la parola alla dottoressa Poli e ci mettiamo tutti in ascolto. Grazie. Grazie ancora. Il mio saluto a voi, a Vittorio Veneto e ai ragazzi, agli insegnanti, alle persone che sono collegate, che so essere un pubblico eterogeneo, sia per età che per estrazione. Probabilmente ci sono professionisti, genitori, educatori e poi soprattutto loro, i ragazzi. Quindi il mio intervento vuole essere da un lato pragmatico, ma dall'altro necessariamente anche riflessivo, e cercherò di rendere per quanto possibile anche semplice, non facile forse, perché non è mai facile essere se stessi, però semplice almeno le argomentazioni che ruotano attorno al tema che ho pensato di portarvi quest'anno. La partenza può sembrare aulica, può sembrare arcaica, però mi sembra doverosa, perché nel coraggio di essere se stessi riecheggia inevitabilmente quella domanda enigmatica che l'oracolo pone a una figura che fondativa per il nostro Occidente, che è Socrate. L'oracolo gli chiede una cosa impossibile, che è quella che c'è anche nel titolo, cioè conosci te stesso, gnosis auton, che poi è la stessa frase che troviamo sul frontone del Tempio di Delfi, insieme a un'altra frase altrettanto fatale, diciamo così, che è nulla di troppo, Meden Hagan. Sono le due frasi enigmatiche dal doppio significato che in qualche modo sono a fondamento forse di tutto il pensiero dell'Occidente, dove per pensiero dell'Occidente non intendo soltanto l'Occidente in senso geografico evidentemente, ma l'Occidente come paradigma, come modo di approcciarsi alla realtà, come cultura, come civiltà, su cui tra l'altro in questi tempi dobbiamo interrogarci, credo, sempre di più, visto quello che sta capitando vicino a casa nostra, no? Tra Israele e Palestina. Sono mondi, sono culture, sono civiltà che si in qualche modo interfacciano e anche confliggono, sono modi di vedere la vita, le cose, l'essere umano, la natura, la cultura. Allora questo enigma non ci ha più abbandonato e sembra qualcosa di soltanto filosofico, in realtà è estremamente pragmatico, perché se io chiedessi a ciascuno di voi che siete collegati di dirmi chi siete, chi sei tu, gli umanisti se lo chiedevano, qui est tu uomo, chi sei tu? Voi potreste dirmi tante cose e probabilmente è anche una domanda che ciascuno di noi si pone in molti momenti della sua vita in forme diverse. Io come psicoterapeuta raccolgo questa domanda nel mio studio tante volte, anche nella stessa giornata, in tanti modi diversi, quando le persone non sanno che cosa scegliere, quando magari appunto da ragazzi devono intraprendere un percorso e non sanno qual è, quando le persone arrivate a metà della loro vita si guardano indietro, fanno i bilanci tragici, fatali, bilanci che non andrebbero mai fatti, ma che tutti fanno e dicono ma che cosa ho fatto finora, ma dove sto andando, ma chi sono e così via. Quando perdiamo una relazione importante, quando ci lascia qualcuno che per noi era importante, di nuovo dobbiamo riformulare la domanda
su chi siamo noi rispetto a quello che sta accadendo e così via, no? Quindi questa domanda sembra una domanda metafisica, ma in realtà è una domanda pragmatica ed è anche una domanda che si articola poi rispetto appunto al tema della realizzazione personale. Quando io so chi sono, probabilmente so anche dove andare. Quanto meno so chi sono, e tanto più difficile è la scelta del che cosa fare. Eppure, e qui sta l'enigma, qui sta il dramma o l'ironia o la drammatica ironia. Nel mondo greco c'è sempre questa doppia faccia del Dio, che da un lato rivela e dall'altro invece svela, dice e non dice, e questo è il grande dramma, diciamo così, anche dell'essere quelli che siamo. Sappiamo delle cose e quante più ne sappiamo, tanto più ci rendiamo conto di non saperne. L'enigma è proprio dato dal fatto che in realtà noi abbiamo bisogno di avvicinarci sempre di più a noi stessi, a quella che chiamiamo identità, all'essere idios con noi stessi, cioè il più possibile identici a quelli che siamo, il più possibile simili a noi stessi, a un'essenza, direbbero i greci antichi, a una usia, cioè a una sostanza che però è essenziale, che dice chi sei tu in una maniera che non può essere contraddetta, che non può essere equivocata, e abbiamo bisogno di avvicinarci a questo, ma in realtà sappiamo anche, appunto, tragicamente, che questo è impossibile da definirsi in una forma univoca, assoluta, definitiva. E questo è il grande enigma della coscienza. Voi avete la coscienza di esserci, direbbe Heidegger, no? Siete un Dasein, cioè ci siete, no? Sapete che ci siete, ma dire effettivamente chi siete fino in fondo è impossibile. Così come voi potreste immaginare che una persona a voi cara, non so, vostra madre, vostro padre, il vostro fidanzato, fidanzata, amico del cuore, una persona per voi importante, eh, perda un braccio, perda una gamba, perda un pezzo di sé, eppure per voi continua a essere quella persona. Potreste addirittura immaginare che non ci sia più, come purtroppo accade quando avviene un lutto, eppure per voi continua ad esserci. Quindi c'è qualcosa, un quid, dicono i greci antichi, un todeti, cioè un qualcosa che dice l'irriducibile, il non definibile eppure fondamentale, l'essenza di quel qualcuno o di quel qualcosa. Quindi c'è e noi lo percepiamo, noi ne abbiamo continua percezione. È anche quella che ci permette di dire appunto io sono e di riconoscere che ci siamo. È quella che viene meno in certe malattie come le demenze, come l'Alzheimer, dove il dramma grande è proprio che quella persona lì sembra non esserci più, anche se è lì fisicamente, no? Questo noi lo sentiamo. Forse è la cosa più vera che noi sentiamo, però non possiamo mai catturarla del tutto. Eppure, se cerchiamo di ridurla, di farla diventare una parte di quel tutto, siamo male. Questo lo dico a ragion veduta da psichiatra, da psicoterapeuta. Siamo male quando ci identifichiamo in un ruolo che è solo quello. Guai se una madre si dimentica di essere anche una donna. Guai se un insegnante si dimentica di essere anche un padre e viceversa. Guai se uno studente si dimentica di essere anche un ragazzo. Guai se uno psichiatra si dimentica di essere anche, in questo caso, una donna e così via. Diceva Hölderlin, il grande poeta filosofo, che ci sono molti ospiti dentro di noi. E noi siamo sempre una moltitudine di tanti, che pure si richiamano a un qualcosa che è uno solo.
E quando ci identifichiamo con una sola di queste immagini, noi stiamo male perché si riducono i gradi di libertà, i gradi di espressione di quelli che noi possiamo essere. Quando noi ci identifichiamo, per esempio, con un obiettivo, chiaramente si riducono tutte le possibilità che l'errore, quello che noi chiamiamo errore o l'imprevisto, ci farebbe incontrare. Quando noi ci irrigidiamo in una sola di queste identificazioni, chiaramente tagliamo fuori da noi un ignoto che invece è una parte costitutiva di noi. Quindi, di nuovo, la questione sembra speculativa, sembra pura teoria, ma in realtà è molto pratica, perché quando le persone poi stanno male, arrivano da me, arrivano nel mio studio con l'ansia, con gli attacchi di panico, ma anche con dei sintomi somatici, dobbiamo tornare a porre la grande domanda: ma chi sei tu? E alle volte le persone hanno anche paura, pur sapendo, pur avendo indizi di chi potrebbero essere o vorrebbero essere, hanno paura di essere quelli che potrebbero essere o vorrebbero essere, perché poi ci sono i temi della relazione con gli altri, la famiglia in primis, ma anche gli altri, il gruppo dei pari, i nostri amici, i compagni di scuola, in generale il mondo che si aspetta da noi delle cose che non sono sempre quelle che noi forse sentiamo adatte a noi, i ruoli, le aspettative. Quindi questo tema è un tema molto molto quotidiano, anche se forse noi non ci pensiamo in questi termini. Allora torniamo ancora per qualche istante a Socrate. Che cosa succede a Socrate? Quando l'oracolo pone questo enigma, conosci te stesso, Socrate comincia una sorta di viaggio che lo porta appunto a diventare quello che poi per noi è Socrate. Un viaggio impossibile all'interno della grande domanda su chi sei. E si accorge che questa domanda è quasi una beffa del Dio, perché per poter dire davvero chi tu sei, tu dovresti essere contemporaneamente il soggetto di questa domanda, ma anche l'oggetto. Dovresti ricoprire contemporaneamente i due ruoli, di chi è visto e di chi vede. E questo non è possibile. È un grande dilemma. E anche il dilemma di tutta la scienza, che sta ritornando all'idea della soggettività dello scienziato, perché ogni volta che uno scienziato si avvicina a un esperimento, ci si avvicina con la sua soggettività. È anche il grande dilemma dello psicanalista, che per quanto possa cercare di essere neutrale, non può esserlo del tutto mai. Ed è la ragione per cui oggi invece tutti i filoni, diciamo così, moderni di psicoterapia sono di tipo relazionale, cioè si basano sul rapporto che c'è tra il terapeuta e la persona. E così la scienza oggi sta andando sempre di più verso lo studio della coscienza, cioè di quell'io sono, che anche all'interno dell'esperimento più oggettivo è pur sempre un soggetto. E allora questo è un bel problema, direbbero i greci, non nel senso del problema, ma nel senso del pro-ballein, cioè del gettare in avanti qualcosa. Cioè si pone come una questione che si getta davanti a noi. E che cosa dobbiamo fare? Allora rinunciare, dire beh, non si può conoscere e quindi nichilismo. Beh, è una strada, purtroppo anche. Il relativismo nichilistico è una strada del nostro tempo. No? È tutto relativo, tutto dipende da tutto, quindi non possiamo porre nessun punto fermo. E non possiamo pronunciarci su niente, tutto è interpretazione, tutto è rappresentazione, quello che viene chiamato anche pensiero debole, no? Tutto è indeterminato. E quindi la deriva, diciamo così,
sociale di questo è l'inedia, il viversi o il lasciarsi vivere, e tutto sommato oggi può accadere anche con una certa quale comodità, no? È sufficiente passare il tempo a scorrere TikTok, Snapchat, sono quelle un po' più criptate che voi ragazzi di solito preferite a quelle che invece conoscono anche, diciamo, gli adulti barra vecchi, come forse vedete noi. E posso anche lasciar scorrere tutto quanto, no? E guardare semplicemente mentre sono guardato in realtà, perché sappiamo benissimo che ci sono tutta una serie di algoritmi in base ai quali noi siamo forse più guardati di quanto noi non pensiamo di guardare poi ciò che ci viene offerto. E potrebbe andare così, sì, in effetti per alcuni va anche così, e forse sempre di più. Però, così come sentivo prima appunto l'assessore parlare del coraggio di crederci e poi vedere che effettivamente i miracoli si compiono anche in quello che sembra il piccolo di una realtà circoscritta. Ecco, chiaramente il mio intervento non va in quella direzione, altrimenti non l'avrei intitolato Il coraggio di essere se stessi. Evidentemente ritengo, e anche come medico, ritengo che ci si possa avventurare su un'altra strada, che forse si debba addirittura avventurarsi su un'altra strada. Ed è appunto la stessa strada di Socrate, perché i grandi classici non passano mai, sono classici perché sono sempre attuali. E qual è la strada? È una strada che sembra ardua, che è anche forse ardua, però è avvincente, appassionante. Non può non destarti, non può non risvegliarti, che è quella di avventurarsi lungo questo percorso pericoloso. Il percorso in greco è poros, il viaggio, che è nella radice di pericolo. È un percorso pericoloso perché vuole avventurarsi lungo la strada di quello che non si può mai definire. Provate a pensare quando vi si chiede tu chi sei, di chi sei tu veramente. Voi avete una percezione dell'esserci, anche del vostro essere unici, di un qualcosa che è solo vostro, però è difficilissimo dirlo, è difficilissimo renderlo a parole. Potete provare a dare degli attributi, potete provare a dire anche che cosa non siete, potete provare per confronto. Quindi l'identità, l'essere identici a sé, passa incredibilmente per la non identità, cioè per la disidentificazione, cioè per il non identificarsi con ciò con cui ci si identifica di solito. Se io voglio cogliere profondamente chi sono, dopo aver detto tutte le mie identificazioni, quindi sono una donna, sono una mamma, sono un medico, sono una psichiatra, eccetera, eccetera, ho un nome che mi è stato dato, vivo a Milano, ho una certa storia, no? E poi a un certo punto, dopo che ho detto tutto questo, cerco di disidentificarmi da tutto questo, cioè sono anche qualcosa d'altro, oltre a tutto questo. Beh, questa è stata la strada di grandi che hanno dato l'avvio, in fondo, proprio anche al tema psicologico. Un grande come Sant'Agostino nelle Confessioni fa esattamente questo. Crede di essere una certa persona e poi in crisi, mette in crisi tutto per cercare chi è davvero. La stessa cosa ha fatto Jung, per esempio, quando ha introdotto il concetto di individuazione. Lui dice, prima paghi il tributo alla vita, alla famiglia, alla società, fai quello che ti dicono. In fondo voi cosa fate, no? Andate a scuola, fate una serie di cose che vi dicono e acquisisci un io, costruisci un io, che è fatto di tutta una serie di identità, che sono anche ruoli, che sono aspettative della tua famiglia, hanno fatto delle proiezioni su di te. Pensate, non vi date il nome, il tuo stesso nome ti viene dato da qualcuno. E poi a un certo punto vuoi andare oltre. Alle volte vai in crisi,
dove crisis in greco non è solo la crisi come noi la intendiamo, ma è la trasformazione, così come la catastrofe non è soltanto la tragedia, ma è anche il cambiamento di percorso, il cambiamento di direzione. Allora vai in crisi su questa identità, non ci stai bene. Sei tu, ma non sei tu. E lì comincia questo viaggio, per cui Jung disse a un certo punto tu ti vuoi individuare, cioè vuoi diventare sempre di più individuo, che se andate a vedere l'etimologia ha dentro l'idea di non essere diviso, cioè di non essere in parti, di essere un tutt'uno. Cominciate questo viaggio. Questo viaggio vi porta prima a dire tutto ciò che non siete. Per cui l'idea che l'identità sia A uguale a da, forse ve lo ricordate da qualche studio di matematica o di logica, viene contraddetta perché A è certo che è uguale a da, ma è anche uguale a non A, perché voi dovete dire tutto quello che non siete. Siete più o meno nell'età, mi sembra di capire, dell'adolescenza, perché siete nella secondaria di primo grado, no? Se ho capito bene. E quindi siete proprio sulla soglia di quella famigerata, temutissima da parte di genitori e insegnanti adolescenza, nella quale direte no, non voglio essere questo, non voglio essere come mio padre, non voglio essere come mia madre, non mi sta bene questo. E meno male se lo direte bene, no? Siamo in una società dell'assenso continuo. Il consenso informato, poi bisognerebbe vedere quanto informato e fino a che punto, è la cifra della nostra società. Beh, spero che ci sia qualcuno che invece a 13, 14, 15, 16 anni ha voglia ancora di dire di no, perché è un esercizio di identità. Ma poi non vi basterà neanche questo. Poi cercherete qualche cosa d'altro, che è veramente enigmatico, perché ogni volta che voi vi approssimerete a essere voi stessi, per esempio pensate alla scelta dell'università o del lavoro che vorrete andare a fare, beh, dovrebbe essere un tentativo, no? Idealmente dovrebbe essere una via per realizzare, cioè per rendere reale qualcosa che voi siete, un talento, un'attitudine, un'inclinazione, una vocazione, non solo quella religiosa, anche quella del medico, per esempio, o di altri, o del musicista o dell'artista, sono vocazioni, cioè sei chiamato a. Sono strade per avvicinarvi a voi. Eppure succederà che ogni volta che vi avvicinate a voi siete più lontani, cioè avvertite la lontananza. Diceva Hölderlin in un passo bellissimo, qualcosa del genere: così vicino è il Dio e così difficile da comprendere, dove per Dio non intendo il Dio religione, ma intendo l'essenza, intendo l'ipsissimum, cioè quello che è proprio è così e non può non essere, diciamo così, l'essenza, proprio il centro. È così vicino, ogni volta ti sembra di avvicinarti, eppure è così difficile da cogliere. Ed è il dramma, ma anche, diciamo così, l'avventura di tutto questo nostro Occidente che va cercando la verità, non che in Oriente non accada, ma l'Oriente ha altre, diciamo, altri paradigmi e non è, diciamo, la nostra, il nostro intento oggi discutere, diciamo, del confronto tra Oriente e Occidente, quindi mi riferisco a quella che è una radice anche che voi incontrate, direi, a scuola, nella didattica, no? Inevitabilmente veniamo da quel mondo. O magari studierete, andrete al liceo, studierete anche il greco e il latino. Allora vi trovate in questa aporia, aporos. Già il poros era pericoloso, l'aporia è anche peggio perché sembra che non ci sia strada e succederà. E meno male che succederà. Succede quando vi innamorate, succede quando vi lasciate, succede quando accadono delle cose che vi toccano, magari sta succedendo anche adesso quando ascoltate le notizie appunto al telegiornale o le leggete nel web e così via. Succederà. E se succederà vuol dire che siete svegli, vuol dire che pensate, vuol dire che avete il coraggio di pensare e di esserci, cioè di essere coscienti e non di
semplicemente adottare dei ruoli e identificarvi in essi e acquietarvi così, nella ripetizione di quello che vi viene più o meno indicato come la strada da seguire. Succederà e vi metterà ovviamente in crisi, ma contemporaneamente vi accorgerete della potenza di questa ricerca, perché curiosamente, o forse no, per tornare a quelli che vengono nel mio studio di tutte le età, io vedo, diciamo, gli adulti e gli adolescenti, però essendo un perito del tribunale ho visto tante volte anche i bambini, quindi li ho visti, diciamo, nelle varie fasi, gli esseri umani della loro vita. Quelli che arrivano nel mio studio non guariscono, tantomeno non guariscono perché io li faccio guarire, casomai guariscono perché la guarigione viene facilitata dalla nostra relazione, la guarigione è altrove. Diceva Ippocrate, lenire sempre, curare talvolta, guarire con l'aiuto del Dio, dove di nuovo non vogliamo parlare del Dio in senso religioso, ma di qualche cosa che trascende, che è al di là, che noi dobbiamo curare, che noi dobbiamo custodire, diciamo così. Io sono la custode dell'autoguarigione, diciamo così, del sistema. Ma quando guariscono, appunto, nell'accezione che ho appena detto, non guariscono perché hanno risolto il problema. Vengono con un problema, pensano che tra l'altro io magari glielo possa risolvere e non è così. Arrivano e io li aiuto, come diceva Jung, a cacciarsi completamente nel problema, abitare il loro conflitto, abitare quel problema che a questo punto diventa problema, cioè gli si getta di fronte e loro ci si tuffano dentro, mentre qualcuno, diciamo saldamente, in questo caso se vengono da me sono io, li tiene per mano, assicurando loro che possono farlo, perché spesso è solo questo il vero passaggio, no? Di poter avere quelle risorse e quel supporto sufficiente per gettarti davvero nel problema e scoprire che il problema in qualche modo è rivelatore di te, di qualcosa che ti avvicina un po' di più all'enigma di chi tu sei. Allora iniziano a stare meglio. Iniziano a stare meglio perché riaprono la comunicazione, riaprono la connessione con l'enigma che hanno dentro. Socrate dice c'è un daimon. Ma questo daimon è un'entità che non ha niente a che vedere con il demone come noi le intendiamo in termini, diciamo, religiosi. Il daimon è un'entità mediatrice, di mediazione. Tra che cosa? Tra il piano limitato, diciamo, della tua coscienza e un piano altro, tra il piano, diciamo, divino, ma ripeto, non parlo del divino in termini religiosi, ne parlo in termini della psiche del profondo, che è ciò chiaramente che mi compete. Cioè qualcosa che ogni volta non è mai riducibile, non può mai essere ridotto a nessuna definizione, non può mai essere definito e esaurito. Vi dà fastidio, no? Quando vi danno delle definizioni. Magari vi dà fastidio se è capitato quando a scuola magari non danno un voto a ciò che voi avete fatto, ma avete l'impressione che diano un voto a voi. È esattamente questo, quello che nessun insegnante, diciamo, degno di quel nome, di quel titolo farebbe. Ridurvi. Le persone invece si riducono nel corso della vita in tanti modi, anche una malattia riduce. No? Le persone malate vivono in funzione di quella malattia e non riescono a concepire altro, soprattutto se la malattia è grave. E cominciano a stare meglio e cominciano a trovare risorse. Alle volte succedono anche cambiamenti davvero straordinari, sorprendenti, quando invece riacquistano quella che Sant'Agostino chiamava la regione di dissomiglianza. Cioè, sì, io sono quella cosa lì, appunto, sono il medico, sono la psichiatra, siete lo studente, però non sono solo quello. C'è un margine, c'è un'intercapedine di differenza e questa non è mai riducibile, non è mai definibile. E lì si
si apre una strada che apparentemente non è una strada, eppure lo è. È la strada di questo daimon, di questo qualcosa che ti parla dentro, non nel senso che sei allucinato e senti le voci, ma ti dice, ti viene da qualche parte dentro di te, come un'intuizione, come un sentire, ti dice, sorge e il più delle volte porta i codici più profondi. Dice Hillman, allievo di Jung, psicanalista junghiano, dice i codici dell'anima, quello che tu sei più profondamente, quello che poi in realtà ti farà fare delle scelte che non sono affatto ragionate. Questo è un mito da sfatare, una grande idiozia. Noi facciamo dei ragionamenti e su questa base valutiamo i pro e i contro delle cose e su questa base decidiamo. Non è così, l'hanno dimostrato anche i neuroscienziati. Noi abbiamo delle emozioni, abbiamo un sentire, abbiamo delle intuizioni che guidano la scelta e a posteriori, con le aree logiche della nostra corteccia frontale, ragioniamo e decidiamo che in effetti era una buona cosa. Oppure se non lo è, ci convinciamo che è una buona cosa attraverso una serie di ragionamenti che poi vengono chiaramente disattesi. Quindi poi diciamo come ho fatto a fare quella scelta, ma noi l'abbiamo fatta sulla base di qualcosa che si è mosso dentro e che ha l'intento di rivelarci a noi stessi, rivelarci, cioè svelarci e poi velarci di nuovo, farci intuire qualcosa di noi, a tal punto che allora ecco che anche il fallimento, quello che noi chiamiamo fallimento, l'errore, in questa ottica diventa una cosa molto diversa, che è esattamente quello che io, diciamo così, accompagno poi a vedere le persone. Accompagno le persone a vedere che l'errore è un qualcosa di diverso da quello che loro avevano inteso nella loro logica in cui tutto è definito. L'errore è spesso la porta attraverso la quale noi intravediamo qualche cosa di importante di noi. Diceva qualcuno, verrà un giorno in cui attraverso le crepe, quando i muri cadono o almeno si crepano, la luce può passare, allora verrà un giorno in cui si creperanno i nostri muri interni e uscirà la luce da dentro di noi e non avremo più bisogno della luce dall'esterno perché verrà da dentro di noi, da dentro a fuori, e quel qualcuno era Goethe. Allora c'è questo passaggio che è un passaggio anche doloroso o comunque critico, ma che ci avvicina a cogliere il fatto che noi non possiamo mai essere colti del tutto. E questo è il nostro grande dilemma, ma è anche la nostra grande ricchezza. Le persone che non si lasciano ridurre da niente e da nessuno, in nessuna forma, sono le persone che restano giovani dentro e sono le persone che possono cambiare le cose, sono persone coraggiose, perché appunto percorrono una strada che sembra non avere strada e non lo fanno facendo cose diverse magari dagli altri. Questo è un altro punto importante. Voi potete fare le stesse identiche cose che fate sempre, ma non riducendovi mai del tutto a nessuna di esse. Io posso studiare una pagina di geometria, ma mentre studio la pagina di geometria, la stessa geometria non è mai riducibile soltanto a una linea che definisce il triangolo piuttosto che il parallelepipedo, perché lì dietro c'è il pensiero di tanti, perché dietro il teorema di Pitagora c'è stata l'osservazione del mondo e c'era la musica che Pitagora traduceva in matematica e l'intuizione che tutto si armonizza e si ordina secondo una geometria che è sacra, perché mentre io faccio questo potrei riconoscere le geometrie dentro di me e così via. È un'attitudine quella di non essere riducibili, non è un cosa, è un come io sto al mondo. Ed è coraggioso, ci vuole coraggio perché naturalmente sarebbe più semplice acquietarsi,
da qualche parte. E poi succede a volte nella vita. Le persone si acquietano in professioni che non amano, in relazioni in cui non stanno bene, in rapporti che sono già morti e si acquietano, perché questo dà loro forse sicurezza, di certo non felicità, alla lunga neanche benessere. Questo lo dico anche da medico psicosomatista. Allora, la strada che io vi propongo è questa, è una strada sicuramente coraggiosa, dove, come avete già sentito dire, ci vuole il cuore, cioè ci vuole l'ardore, ci vuole la passione. Eh, Questo daimon che raggiunge Socrate e gli parla dentro, e lui non sa da dove viene, però sa che è vicinissimo a ciò che lui è profondamente. Questo daimon non è ragionevole, non è razionale o razionalistico. Certo, deve essere indagato con il pensiero, altrimenti ci limitiamo soltanto a permetterci di fare tutto e niente. E non è questa ancora una volta la strada. Non è una strada dell'anarchia, anzi è una strada del rigore, perché Socrate lo interroga, Socrate pensa, Socrate continua a sottoporre all'esercizio del pensare e del pensare filosofico, quindi dell'essere rigoroso in questo pensiero. Pone domande, gli ateniesi dicono è come un tafano che continua a pizzicare. Ecco, questo daimon fa questo, ti continua a pizzicare, ti continua a risvegliare da quello che potrebbe essere un sonno. E però mentre accade questo, tu ardi, sei ardente. Ecco, in questo ci avviciniamo all'Oriente, perché all'origine di tutto, nei grandi Veda, quei primi libri antichissimi, in cui c'è un pensiero remoto, ma remoto anche perché ci suona strano, astratto, veramente tutto orientato al sacro, a qualcosa che è al di là di noi, al trascendente, si parla di ardore. E l'ardore è proprio definito come la sensazione di essere vivi e la coscienza dell'esserci. Allora, quando sei ardente, stai provando qualcosa. Quando ardi d'amore, non pensi soltanto che la tua mente si sta coinvolgendo, ma il tuo cuore si sta coinvolgendo. Quindi è una questione erotica nel senso proprio più profondo di eros, non soltanto la sessualità, ma l'eros come passione. Ecco, la passione di conoscervi, di essere voi stessi, come qualcosa che non è mai riducibile. E quindi vi costringe ogni volta a fare cosa? A fare una cosa straordinaria che forse voi farete magari a scuola anche, proprio nel senso più tecnico del termine, ma che in realtà state già facendo e che facciamo tutti quanti sempre. A tradurre, il grande lavoro di traduzione. Quando voi provate a esprimervi, non fate forse un lavoro di traduzione? Non cercate di tradurre in parole qualcosa che è dentro di voi e che è ineffabile. Quando voi descrivete un ragazzo che vi piace, una ragazza che vi piace, avete di fronte magari il suo volto, il suo corpo, il suo modo di muoversi e c'è qualcosa che vi piace e voi provate a descriverlo. Non fate forse un lavoro di traduzione di qualcosa che però non riuscirete mai a prendere? Infatti, finché siete innamorati, è una magia. Ma perché è una magia? Perché è imprendibile quella cosa lì. C'è qualcosa che vi attrae, qualcosa che vi rapisce. E voi, per quanto cercate di descriverlo con la vostra amica, il vostro amico, date parole, vi sforzate di esprimerlo, di tradurlo, ma non lo esaurite mai. Ecco, la proposta, l'invito è a vivere la vita così, in un tempo nel quale noi siamo sempre più invece tendenti all'omologazione, in un tempo nel quale quella che viene chiamata anche tecnocrazia o infocrazia ci porterebbe a essere sempre all'interno di gesti ripetitivi e tutto sommato a fruire di ciò che ci viene offerto. Quando voi andate nei social, voi trovate già delle cose e le guardate. Non scegliete, sì, potete scegliere che cosa guardare, ma poi in base a ciò che scegliete, l'algoritmo vi riproporrà una selezione di cose, quindi l'algoritmo
sceglie al posto vostro. Questo è il grande dramma. Allora, in questa società dove appunto l'elemento social globalizza sempre di più e quindi si è sempre più tutti uguali da un certo punto di vista, continuare a sentire che c'è un irriducibile dentro ognuno di noi è qualcosa di prezioso, anche perché se io mi riconosco come irriducibile, riconoscerò anche l'altro come irriducibile. E se c'è un irriducibile nell'altro, se io non lo posso ridurre, allora io lo devo rispettare. C'è un risvolto etico profondissimo in questo aspetto. Se dentro di me c'è un daimon che viene da chissà dove, che però dice chi sono io, ed è una cosa unica, irripetibile, e c'è così anche nell'altro, allora le differenze sono la cifra di questa irriducibilità, non sono la base per il conflitto, sono la base per il profondo rispetto col quale io mi avvicino all'altro, alle cose, al mondo, perché ogni persona, ogni volto, ma persino ogni animale, ogni cosa porta il timbro di qualcosa che trascende, di qualcosa che è ineffabile, che è al di là, e ogni lingua dice le cose in una maniera che io cerco di tradurre nella mia, ma non potrò mai esaurire. Anzi, al limite le dovrei conoscere tutte per pensare di avvicinarmi anche solo vagamente all'essenza di qualcosa. Allora qui c'è il germe della pace, del profondo rispetto, dove per pace io non intendo la composizione delle differenze, tutti sono uguali, ma intendo la congiunzione dei distinti. Tutti sono irripetibili, però possono essere raccolti insieme, coniugati, congiunti. La coincidenza degli opposti non è l'azzeramento degli opposti. Il coincidere in latino è incidere cum, cioè si incontrano, stanno insieme. E questo vale dentro di noi e ovviamente vale fuori di noi. L'ultima battuta prima di fermarmi, così magari se avete delle domande, volete chiedere qualcosa, intervenire, abbiamo il tempo, è uno sguardo alle neuroscienze e alla fisica dei quanti, perché siamo in un tempo da questo punto di vista fortunato, nel quale la filosofia, l'antropologia, la psicologia possono dialogare anche con il versante più avanzato delle scienze. Allora dovete sapere che gli studi di neuroscienze vanno sempre di più verso lo studio della coscienza e quindi vanno sempre di più a rifluire in questo solco antico che però è moderno, che viene appunto dal saperi della filosofia più antica. E dall'altra parte la fisica quantistica ci dice oggi che i sistemi quantistici, quelli che vengono chiamati sistemi quantistici allo stato puro, cioè un particolare sistema quantistico in stato puro, sono coscienti del loro stato interno, sono in grado di essere a conoscenza del loro stato interno, che però non è clonabile, non può essere duplicato, è privato. Allora il sistema quantistico puro assomiglia alla coscienza come fin dai tempi di Socrate è stata studiata e indagata e non è riducibile e molto probabilmente il nostro cervello lavora in stato quantistico puro, dicono i neuroscienziati. Quindi noi siamo in qualche modo il trait d'union, il crocevia di quello che la filosofia ha sempre indagato e quello che le neuroscienze e la fisica dei quanti oggi riportano alla ribalta, affermando che c'è qualcosa in noi, come nell'universo, che non può essere mai determinato fino in fondo, che non può essere mai definito fino alla fine. E in questo c'è forse la speranza per il nostro futuro, che poi siete voi. Ecco, io mi fermo così se ci sono domande abbiamo il tempo di vederne qualcuna. Grazie di cuore, dottoressa Poli. Lascio subito la parola a Emanuela Darel, dirigente del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, se vorrà porre una domanda o fare una considerazione. Sì, dottoressa, intanto volevo farle veramente i complimenti per l'escursus etimologico che ha fatto, perché credo che abbia riportato veramente il senso della conoscenza delle lingue classiche nella quotidianità, e questo non è un dato così scontato, ma è un dato che
noi pensiamo vada veramente recuperato, perché spiega molti passaggi che poi si danno per scontati nella quotidianità. Io le volevo chiedere, nella ricerca di identità che in ciascuno di noi è un passaggio fondamentale, quale ruolo può avere la scuola per supportare i nostri studenti, che sappiamo insomma in questo tempo particolarmente complicato per loro essere così fragili, così deboli, per cui l'identità personale, quell'idios che dovrebbe rimanere intatto ma essere coltivato, e alla cui coltivazione forse la scuola dovrebbe dare anche un contributo, può essere costruito dal punto di vista della scuola. Grazie. Allora, intanto giusto una battuta proprio sull'aspetto etimologico, filologico, che appunto voglio ribadire anch'io, è quanto di più pragmatico noi possiamo avere, non è affatto una erudizione fine a se stessa, perché quando noi parliamo radici antichissime di parole, se non sappiamo le radici di quello che noi diciamo, noi non sappiamo cosa stiamo dicendo. E nelle radici delle parole ci sono altrettanti concetti, altrettante visioni del mondo, della vita. Perciò se noi risaliamo alle radici, noi comprendiamo i fenomeni, noi comprendiamo la storia, l'evoluzione della storia e comprendiamo un po' di più appunto quell'enigma che noi siamo. Quindi fosse per me, io non sono chiaramente, non ho il ruolo di decidere che cosa debba essere insegnato nella scuola, ma fosse per me lo metterei proprio, lo studio dell'etimologia lo metterei in qualsiasi ordine di studio, anche perché poi quando le persone arrivano da me come medico e come psicoterapeuta, quando io vado a fare questo tipo di lavoro, le persone, a parte che si appassionano perché è molto bello, è affascinante, ma poi riscoprono il senso più profondo del lessico che loro usano, perché certe parole le usi di più, certe altre di meno, certe ti sono aliene, diventa veramente un lessico interiore. Quindi aperta e chiusa parentesi, ma mi faceva piacere ribadire ulteriormente quello che lei diceva. E rispetto invece alla domanda, la scuola, a mio modo di vedere, è fondamentale, dovrebbe essere fondamentale, perché dovrebbe essere proprio a scuola che viene fatta quell'operazione che di nuovo, se vogliamo giocare con l'etimologia, sta proprio dentro nel termine educazione, no? Educere, cioè portare fuori. La scuola dovrebbe essere proprio il luogo in senso ampio, il luogo in senso anche metafisico, no? Luogo psicologico oltre che fisico, dove quell'irriducibilità tua viene portata sempre di più a manifestarsi, dove tu vieni preso per mano e guidato in questo viaggio, dove è esattamente il contrario rispetto al concetto di istruzione. Istruzione viene da istruire, cioè mettere dentro qualcosa, informare, informazione, mettere dentro una forma, cioè io dall'esterno ti metto una forma, intrudo dentro di te qualcosa che ti deve rendere in un certo modo. È esattamente il contrario. Tra l'altro è interessante che ci sia il Ministero dell'Istruzione, non il Ministero dell'Educazione. Insomma, questo è interessante. L'educazione è esattamente il contrario. Quindi io so che dentro di te c'è una qualcosa di irriducibile, che quanto più tu perseguirai il tuo irriducibile, tanto più diventerai un essere pensante, coraggioso, rispettoso, etico. E tutte le materie che io ti propongo sono in realtà finalizzate a far sì che tu continui a coltivare il coraggio di esserci, il coraggio di pensare. Una volta lo declini con la geometria, una volta lo declini con l'italiano, una volta con il diritto, poi qualche materia ti è più affine, qualche altra meno, e quelle che ti sono meno affini magari ti porranno delle aporie che serviranno a te per crescere ancora. Cioè andrebbe tutto tradotto nell'ottica dell'educazione, non dell'istruzione. Questo chiaramente lo dico da medico, cioè nell'ottica di qualcuno che poi vede e magari aiuta appunto le persone a riparare i danni che invece le strade deviate hanno prodotto. Grazie mille dottoressa. C'è una domanda anche che arriva dai ragazzi, quindi lascerei la parola
a loro. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca e la mia domanda è: quando mi sento perso, come faccio a ritrovare me stesso? Questa è una bellissima domanda, grazie Luca, perché è una domanda, diciamo, anche universale, no? Pensate a Dante. Dante è perso nella selva oscura. E se voi andate, magari adesso non l'avete ancora studiato, ma lo studierete in qualche modo, insomma, vi arriverà, o magari invece lo avete già approcciato. Ma quando lui è perso nella selva oscura, lui descrive una situazione di smarrimento totale. Eh, Magari vi sembra molto molto lontano da voi, ma invece se avete voglia di andare a leggervi l'inizio proprio della Cantica, la descrizione è incredibile. Probabilmente Dante conosceva anche la medicina, descrive anche addirittura dei sintomi che sul British Journal of Medicine alcuni si sono presi la briga anche di categorizzare in base alle diagnosi mediche, e descrive questa condizione di smarrimento, no? E che cosa succede? Perché prendo Dante? Perché, a parte che è il sommo, no? Il vate, il padre a cui noi ci possiamo riferire, ma perché il suo viaggio è proprio un viaggio che nella volontà, nell'intento dello stesso Dante avveniva a più livelli, no? Come allegoria, come metafora di salvezza, ma anche di guarigione. E quindi cosa fa lui? È perso e vorrebbe uscire dalla selva e vorrebbe salire, no? Lui vede che c'è della luce e vorrebbe passare per questo colle e andare su, che è quello che forse vogliamo fare tutti quando ci sentiamo persi, no? Vorremmo uscire da quella situazione di smarrimento. Tu hai detto, no? Quando mi sento perso, come faccio a ritrovare me stesso? Vorremmo ritrovare la strada. E invece arriva Virgilio, che viene mandato da Beatrice, a sua volta chiamata da Lucia, a sua volta chiamata da Maria, il che aprirebbe un grande tema sul femminile, ma adesso non ne abbiamo il tempo. Comunque arriva Virgilio e gli dice: no, non ti conviene far questo, cioè se fai così non ne uscirai più. Ti conviene scendere, ti conviene andare giù, giù, giù in fondo nel buio per poi risalire. Quindi l'idea è che quando noi ci sentiamo persi, noi non dovremmo reagire al sentirci persi volendo smettere di sentirci persi, ma dovremmo provare a ascoltare, appunto a intuire in questo smarrirci che cosa invece c'è di noi. Ma questo richiede indubbiamente una guida, esattamente come Dante a Virgilio, così smarrirci da soli non è consigliabile, quindi sarebbe meglio smarrirci con la guida di qualcuno, che può essere non necessariamente lo psicoterapeuta, può essere un amico, un genitore, un insegnante, il maestro di ginnastica, l'insegnante di tennis, un sacerdote, alle volte anche un libro, no? Alle volte ho seguito una ragazza, tra l'altro potete leggere il suo libro, si intitola L'abbraccio della signora Sole, si chiama Jasmine Irani, e lei racconta in questo libro la sua storia di ragazza iraniana, poi venuta in Italia, ha subito delle violenze all'interno della coppia, che, insomma, con il marito iraniano, e lei dice: c'è stato un momento in cui lui mi aveva isolata da tutti, non c'era nessuno, la mia famiglia era lontana, io ero in un paese straniero, non sapevo la lingua, non sapevo a chi chiedere, e l'unica guida l'ho avuta dentro, l'ho dovuta trovare in quei libri, in quelle cose che avevo imparato. Quindi alle volte la guida non è necessariamente in carne e ossa, ma meglio, diciamo, se è in carne e ossa. Però ci vuole una guida. Alle volte i grandi, appunto Sant'Agostino, Jung, Dante, tanti altri, ci fanno da guide. Perché? Perché ci raccontano la stessa identica storia che noi stiamo vivendo dello smarrimento. Quindi l'idea è: quando sono perso mi fermo, adesso per entrare nel concreto, mi fermo e provo ad ascoltare come essere perso,
cos'è che sto provando nel sentirmi perso? Magari provo anche a scriverlo, oppure lo traduco in un disegno, lo traduco in una musica, appunto il lavoro di traduzione. Lo traduco perché in questo tradurlo io vado un po' più vicino a che cosa? A quel daimon e comincio a pensare che l'essere perso non è una cosa necessariamente brutta dalla quale io devo fuggire, ma è la strada, diciamo, che io non prevedevo, che le mie identificazioni non avevano previsto per me, l'imprevisto che mi coglie, ma che invece potrebbe rivelare qualcosa di me. Quindi non averne paura, non spaventarsi, cercare la traduzione del mio sentire, ma non cercare di chiuderlo, non cercare di tapparlo, non cercare di metterlo a tacere, perché quando noi mettiamo a tacere uno smarrimento, questo va più profondamente, si incisa da qualche altra parte. Quindi cercare invece di tradurlo, cercare di esprimerlo e possibilmente cercare un interlocutore per questo, il quale deve essere non qualcuno che ti dà la soluzione, ma qualcuno che ti tiene saldamente la mano mentre tu ti ci tuffi dentro e vai a vedere cosa c'è in quella cosa oscura per poi risalire. Il movimento è scendere per risalire, questa è l'idea. Grazie infinite dottoressa, grazie per il contributo che anche quest'anno ha portato a Educhiamoci, le siamo davvero grati. Le leggo qualche commento che è arrivato anche per unirsi insomma, ai nostri ringraziamenti. Grandissimo intervento, complimenti dottoressa, moltissimi spunti utili sui quali poter fare un lavoro veramente nel profondo, lo scrive Assunta. Piera invece dice intervento di altissimo livello, culturale con risvolti importanti nell'educazione, connessioni a tutti i livelli è quello che dobbiamo creare. E Paola infine dice grazie di cuore anche a tutti gli organizzatori per chiamare questi relatori di altissimo livello, grazie dottoressa Poli, come sempre illuminante. Quindi naturalmente... Grazie a voi e spero soprattutto anche che questi spunti, che naturalmente in un'ora possono essere solo degli spunti, ma magari anche solo uno, poi germogli soprattutto nei ragazzi, perché insomma sono loro che poi, diciamo, noi abbiamo la responsabilità di quello che gli lasciamo, che è una grande responsabilità, e poi loro però sono effettivamente quelli che devono costruire o ricostruire, insomma, dalle macerie che gli stiamo lasciando, di cui mi dispiaccio sempre molto. Grazie ancora anche proprio per questa speranza che è riuscita ad infondere in tutti noi. Buon proseguimento. Grazie. Andiamo in chiusura del nostro appuntamento di questa mattina. Ringraziamo ancora appunto la dottoressa Erika Francesca Poli per la sua disponibilità. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia per aver partecipato e vi invita a seguire anche i prossimi appuntamenti di Educhiamoci che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. In particolare oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà l'intervento di Anna Oliverio Ferraris dal titolo Liberarsi dalle catene invisibili e poi alle 20:30 avremo l'intervento di Pier Giorgio Di Freddi dal titolo Mi fido di te. Quindi non mancate i prossimi appuntamenti e grazie per averci seguito questa mattina. Arrivederci a tutti.